Cambio di avvocati per 2 dei 3 fratelli Ramponi in carcere a Verona per la strage dei carabinieri di Casteldazzano. Gli avvocati Fabio Porta e Domenico Esposito, incaricati d'ufficio della difesa di Franco e Dino Ramponi, hanno abbandonato l'incarico. Al loro posto è subentrata la legale goriziana Laura Luzzato Guerrini. All'origine della decisione dei 2 avvocati ci sarebbe il difficile rapporto con i 2 fratelli, che in questi mesi non avrebbero mai mostrato alcun segno di pentimento e sarebbero convinti delle motivazioni che li hanno spinti al loro gesto folle ed estremo di far esplodere il casolare, provocando la morte di 3 carabinieri e il ferimento di una ventina di agenti delle forze dell'ordine che quel 14 ottobre erano intervenuti per eseguire lo sfratto dei 3 fratelli e una perquisizione alla ricerca di armi. A far esplodere il casolare era stata la sorella Maria Luisa Ramponi, che aveva azionato una molotov che aveva fatto saltare in aria l'abitazione satura di gas fuoriuscito dalle bombole lasciate aperte. La donna, dopo oltre un mese e mezzo di ospedale, è stata trasferita nelle scorse settimane in carcere a Montorio ed è difesa dall'avvocato Alessandro Ballottin. La donna era l'unica all'interno del casolare al momento dell'esplosione, mentre i fratelli vennero bloccati mentre tentavano la fuga.